15, dalle ore 13 alle ore 15. Seconda comunicazione, per quanto riguarda i delegati per il buon passo devono rivolgersi all'amico Roberto Erde. Allora, amici carissimi, ospiti, noi abbiamo avuto quest'anno una nuova primavera, quello che a molti sembrava una verità, un sogno, noi abbiamo dimostrato concretamente che è possibile. Ecco, quella primavera è partita dalla città di Nuoro, dove il Partito Sardo, insieme con la base dei movimenti civici, ha preso Nuoro in mano e oggi la ministra. Ecco perché chiamo qui l'amico Giuliano Sana, assessore Sanista Comunista. Grazie Presidente. Sono vivendo l'emozione e mi approccio con il massimo dell'umiltà che posso da giovane santista, non giovanissimo della militanza, perché grazie a Dio sono sì, è stato chiesto di intervenire per fare molto brevemente per provare a portare quella esperienza recente per dirvi sostanzialmente che si può fare, si vuole fare, noi vamos provato e mi sembra che sia. Io non so se avete presente ciò che è il numero che è al numero dal punto di vista amministrativo, no? Quella che generalmente si definisce una roccaforte, nella sua figura una roccaforte rossa, una roccaforte diciamo del PD, ma non è perché fosse del PD, perché potesse essere una roccaforte di qualunque altro partito. Era soprattutto un sistema che secondo me almeno, un sistema diffuso. Il sistema che evidentemente dobbiamo cercare di promuovere. Noi dobbiamo uscire da qui con un progetto credibile che cerchi di eliminare il sistema politico italiano sostanzialmente. Perché Nuoro? Diciamo che probabilmente era come costruito ideale, Nuoro capopoco istrattato con la Papaggia, istrattato innanzitutto misura proprio del fallimento delle politiche nazionali, zona economicamente depressa, zona demograficamente morente, qualcuno prima ha citato i nostri giovani che scappano quasi tutti e purtroppo è iniziato a scappare anche i non più giovani che si trovano in un certo punto della loro vita a dover fare questo tipo di scelta che per tutti, ma per un Stato in particolare credo che sia la scelta più cruenta che uno possa fare, è quella di abbandonare il potere la propria nazione. Non vi diremo ancora molto, voglio dire soltanto una cosa, relativamente al progetto sentito di tutto ciò che si è detto. Si è parlato di progetto politico, sicuramente ci vuole un progetto politico serio, credibile, che sia il più possibile condivisibile. Si è parlato quindi a livello del progetto economico, perché chiaramente ci vuole anche il progetto economico, ma io mi sento di dire una cosa sulla base dell'esperienza che abbiamo vissuto. Il popolo sardo ha bisogno di un progetto diverso, di un progetto di coscienza del popolo sardo. Noi abbiamo necessità di acquistare e di ridare al nostro popolo innanzitutto una coscienza del sardo, che è quella che l'Italia ha cercato di eliminare e purtroppo è riuscita a eliminare. Cioè i nostri compatrioti oggi non hanno più la consapevolezza di essere sardi. Se noi non lavoriamo sulla coscienza dell'essere sardi prima e indipendentisti poi, il nostro progetto sarà soltanto probabilmente un bel progetto politico o un bel progetto economico, ma sarà soltanto un progetto che non troverà mai. Io vi chiedo, io da legislatista e
con una vita, scusate il inglese, in una missione che sia quella di sensibilizzare le coscienze di tutte le persone che conosco. Il popolo ci sta aspettando, i dati dell'astensionismo in Sardegna lo dicono chiaramente, che il popolo ci sta aspettando, ma ci dobbiamo